Un incontro si è svolto presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, diretta dal professor Alfredo Prado, sul tema l'arte e il design, una lectio magistralis condotta da Barbara Pietrasanta e Antonio Dalle Rive, che hanno spiegato ai presenti quanto sia corroborante l'arte e il design per la stessa vita. Questa iniziativa vuole portare appunto il design e l'arte come due forme, diciamo, come ricostituenti per quello che è lo stato attuale, diciamo, del pianeta. Si lega a quella che viene portata avanti, è stata portata avanti in tutto il mondo dall'iniziativa di Triennale a Milano, che ha aperto adesso i battenti nella sua mostra della 22esima edizione di Triennale, che vuole porre all'attenzione dei designer, dei creativi, degli artisti il tema del nostro pianeta, di come sta versando nelle condizioni in cui è, insomma, i vari materiali che abbiamo sottratto a livello industriale, ma anche a livello con la responsabilità da parte dei designer che hanno creato, hanno fatto tante creazioni che ovviamente hanno utilizzato appunto quelli che sono le risorse. No? Quindi il concetto è: abbiamo preso tanto dal pianeta, ora che cosa possiamo restituire? E quindi in questo modo interrogarsi su quali sono le forme di design ed arte del futuro, perché solo dal pensiero e dall'immaginazione, dalla creatività di forme nuove e sistemi nuovi si può diciamo, restituire qualcosa al pianeta. Fare arte, fare design, fare comunicazione alla fin fine è l'inizio di un messaggio importante, un messaggio che quotidianamente noi che lavoriamo nel mondo con la comunicazione diamo al mondo, al pubblico, a quello che noi chiamiamo target, a chi riceve il nostro messaggio. Questo messaggio spesso porta dei consumi, a degli usi o alla non consapevolezza dei materiali, dei prodotti, delle esigenze. Si parla tanto dell'olio di palma. L'olio di palma è nato inizialmente per portare un olio diverso e meno costoso all'industria, in realtà ha portato alla distruzione di alcune foreste. Oggi tutti sanno dell'olio di palma, ma non sanno per esempio che il Kashmir utilizza 8.000 litri d'acqua e ci sono aziende che invece lo fanno in maniera consapevole, così. Quindi io penso che parlare di comunicazione, parlare di arte significa oggi anche portare un messaggio che renda partecipe il pubblico a un pensiero più che ecologico, sostenibile e consapevole. L'Accademia continua con queste attività, queste conferenze ad altissimo livello. Ci sono dei professori dell'Accademia di Milano, oggi ospite qui ad Agrigento, ed è uno dei tanti avvenimenti, tante conferenze, tante cose che faremo in questi 2 mesi prima che finisce questo anno accademico che è in corso. La città di Agrigento partecipa attivamente a queste attività, specialmente quando si tratta di realizzazione di opere d'arte o di interventi e installazioni che facciamo per la città, e quindi è un vanto anche per l'Accademia che quello che viene fatto non venga soltanto per gli allievi, ma anche per tutta la comunità agrigentina.